Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio. Iniziamo la riunione di questa sera con i gentleman in sulchi a cavalli di categoria G, cavalli anziani, sono in 8 al via dopo il ritiro del numero 5. Questo è lo schieramento: 1 Victor Polet C, Carlo Ballotta, 2 Victory Grad, Cristiano Pepponi, 3 Zechigna, Francesco Iacolare, 4 Rossano, Luciano Marchi, 6 Zebur Isaia, TRGF, Vittorio Miniero. In seconda fila 7 Zerena, Jessica Pompa, 8 Visipan, Michela Rossi, 9 Ulisse LL, Andrea Orlandi. Vediamo un po' in ritardo Visipan, a distacco importante. Stacco della macchina, veloce Zechigna, cerca di scavalcare Victory Grad e Victor Polet C, fase un po' delicata della prima curva, alla fine passa Victory Grad, attaccato all'esterno da Zechigna, poi partito bene anche Zebur Isaia, TRGF, che riesce a sistemarsi secondo, 200 metri in 15,2, insiste Francesco Iacolare con Zechigna, ma Victory Grad mantiene la corda sempre davanti a Zebur Isaia, TRGF. Prosegue il duello fra i due, vengono fuori 400 metri in 34. Poi vediamo Rossano in seconda pariglia, cavalli sulla seconda curva, con Cristiano Pepponi che ora cerca di graduare Victory Grad, che ha corso anche domenica sera a Montegiorgio, 600 metri in 46,8, 16,4 la curva. Sempre all'esterno Zechigna, poi Rossano che si scopre perché la schiena di Zechigna non è produttiva. Zebur Isaia, TRGF sempre secondo la corda davanti a Victor Polet C, frazione davanti alle tribune in 16, ora Rossano avvicina il battistrada. Poi vediamo avanzare all'esterno anche Zerena e Visipan. Tanti cavalli sono ormai in prossimità del paletto del chilometro, passati in 1,18,3, Rossano all'attacco del battistrada Victory Grad, poi Zebur Isaia, TRGF, intanto Rossano mette mezzo cavallo davanti, insiste Luciano Marchi, molto determinato, frazione di là, passata in 14,3, il figlio di Loviu cerca di passare sull'ultima curva, ma ancora di dentro Victory Grad che cerca di riorganizzarsi. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione. Rossano sempre all'attacco di Victory Grad, ultima curva passata in 15,2, retta d'arrivo. Rossano sembra prendere la meglio su Victory Grad, poi ancora Zebur Isaia e Visipan. Rossano, Luciano Marchi vengono a vincere davanti al numero 6 di Zebur Isaia, TRGF, mentre vicini Victory Grad e Visipan. Vittoria quindi per Luciano Marchi e Rossano, cavallo di sua proprietà, il 10 anni da Loviu, in percorso esterno, come da sue caratteristiche di passista ha preso la meglio, ha pressato il battistrada e è passato in maniera decisa sull'ultima curva. Il training è quello di Giorgio Cassani. Rivediamo Rossano passare sul primo sul traguardo, secondo Zebur Isaia, al terzo Victory Grad, al quarto Visipan. La quota per Rossano di 11,89.